Amici della Suso per i Ponti, benvenuti. Oggi una diretta Facebook a sorpresa. Come potete notare oggi non siamo a Venezia, siamo nel magnifico Castello Estense di Este, in provincia di Padova. E perché siamo qui? Perché oggi non parliamo dei Sueso Detour, di quelli riprenderemo a parlare il 20 di giugno, segnatevi la data e prenotatevi già per il prossimo Sueso Detour a Venezia il 20 di giugno. Oggi siamo invece qui a Este, in provincia di Padova, per parlare di un'altra iniziativa legata alla Suso per i Ponti, la Sueso per il Veneto, che è un percorso riservato ai volontari della Sueso per i Ponti, un modo per conoscere il Veneto, per portare anche la Sueso per i Ponti in giro per il Veneto. Stiamo programmando delle date per tutta l'estate, ancora il calendario è un po' segreto, oggi è il momento proprio per un'anteprima della Sueso per il Veneto e lo facciamo qui a Este durante uno degli incontri di formazione dei nostri volontari TGS Eurogroup. Siamo qui in compagnia con Bruna Rainaldi, Ciao. presidente TGS Eurogroup e guarda caso è proprio di Este. Siamo venuti proprio a trovare Bruna a casa sua ed è stata lei a fare gli onori di casa. Siamo qui perché abbiamo visitato assieme a Bruna il Museo Nazionale Atestino, che fa parte della direzione regionale Musei del Veneto del Ministero della Cultura. La direzione che gentilmente ha concesso una convenzione a tutti i soci TGS Eurogroup che possono entrare quindi in tanti musei di tutto il Veneto di Venezia, tra cui anche appunto il museo che abbiamo appena visto oggi qui a Este, il Museo Nazionale Archeologico di Este, con un prezzo ridotto proprio all'ingresso. E allora chiediamo proprio a Bruna, che ci ha presentato il museo, che cosa racconta questo museo e perché vale la pena venire a visitarlo. Ciao a tutti, il Museo Nazionale Atestino è il museo archeologico più importante che parla della civiltà dei Veneti antichi. Sono i nostri progenitori, sono le persone che vivevano in questa zona ma in senso lato praticamente in tutto il nord-est e hanno sviluppato una civiltà pacifica, di scambi, di commerci. Purtroppo hanno lasciato molti reperti, ma di tutti questi reperti sono ancora oggetto di studio, perché ad esempio anche la lingua è stata decifrata solo in parte, le storie che abbiamo sono storie desunte dai reperti trovati nelle tombe. Quindi dietro questo museo c'è un grandissimo lavoro di ricerca, di passione degli archeologi, alcuni dei quali erano anche studiosi atestini, proprio di Este, che hanno studiato la storia di questo territorio ed è una storia in evoluzione. Al momento il Museo Nazionale Atestino ha organizzato una mostra temporanea che parla delle fiere e degli oggetti mitologici. È molto interessante, è bellissima, racconta delle storie che fanno veramente immaginare quello che doveva essere il nostro passato. Venite a visitarla perché veramente vale la pena, soprattutto venite con i giovani, con i ragazzi, perché è un modo per fargli conoscere, fargli toccare con mano quella che è la nostra storia, la storia del nostro territorio e il nostro passato. Io volevo fare una domanda a Chiara. Chiara, ecco, uno dei nostri volontari Ciao a tutti. presenti oggi alla formazione volontari TGS. Chiara, prego. Perché vale la pena, tu non sei di Este? No. Io sono di parte, ma tu non sei di Este. Perché vale la pena visitare il museo di Este? E ti dirò, secondo me vale la pena perché conoscere il passato ci aiuta sempre a conoscere e a comprendere meglio il presente. Perché si riescono a scoprire tante piccole anche connessioni che abbiamo con i nostri antichi veneti, come ad esempio i giocattoli che sono stati ritrovati nelle tombe, piuttosto i tantissimi reperti lavorati benissimo. Infatti alcuni di noi si sono proprio stupiti della precisione, di quanto talento, diciamo, possiamo desumere da questi ritrovamenti, e anche dal fatto che tante volte diamo per scontato che magari, non lo so, delle pietruzze che troviamo per terra magari siano di poco conto e invece dopo te le ritrovi su una bacheca di un museo perché migliaia, secoli, insomma tantissimi anni fa venivano utilizzati invece come gioielli e quant'altro. Quindi ti dirò, è un piccolo gioiello che si può scoprire qua ad Este e quindi vale la pena. Veniteci a trovare e soprattutto non perdete l'occasione di conoscere il territorio, il Veneto, con il Sueso per il Veneto, il Sueso Detour. La prossima tappa, che sarà di nuovo a Venezia, è il 20 di giugno. Prenotatevi, iscrivetevi,
informatevi, sono tutte occasioni per passare dei momenti belli, adesso che si può finalmente stare in compagnia, apprezzare le cose belle e soprattutto conoscere, avere una conoscenza diretta di quello che è il nostro passato e il nostro retaggio culturale. Se vuoi dare un ultimo Da saluto? Este è tutto, prossimo appuntamento da Venezia per il Suezo Detour. Prenotatevi sul sito www.suezo.it/detour. Ci vediamo, grazie, alla prossima!